Finisce 0-0 l'atteso incontro fra il Santa Croce e l'Atletico Catania e continua l'austerità delle reti da parte dei biancazzurri sul proprio terreno di gioco. Uno 0-0 che non basta in questo periodo per smuovere le acque. Il Santa Croce a soli 5 punti dopo ben 7 giornate di campionato ha racimolato davvero poco. La squadra di Galfano comunque oggi si è vista in campo, ha fatto gioco ed è stata anche sfortunata in determinate occasioni. Andiamo a vedere il film della gara. Con l'assenza di Capitan Ravalli per infortunio, mister Galfano opta per il classico 3-4-3 e schiera nella difesa a 3 Figini centrale con Semeraro e Celestre. A centrocampo schiera Bellina, Camarà, Di Perna e Bello, e per il tridente d'attacco composto da Elton, Tomasi, il giovane Tomasi e Bruno Bryan. E subito il Santa Croce all'11° a farsi vedere con un tiro di Camarà che si accentrava, ma il suo fendente era lento ed era parato da Vitale. Al 13° Tomasi ha la grossa occasione per postare in avanti il Santa Croce, lanciato a rete da Bryan, il tiro è debole e si fa respingere la palla da Vitale. Al 20° una punizione di Camarà dalla destra, esce con i pugni Vitale. Al 25° un tiro dai 30 metri di Perna e fuori di poco. Al 32° si fa vedere l'Atletico Catania con un tiro di Zanella che è lento e va a terminare fuori dai pali difesi da Brunetti. Al 35° è ancora il Santa Croce con Tomasi, ma il suo tiro è ampiamente fuori. Nei minuti di recupero entrambe le squadre falliscono la rete del vantaggio. Al 46° sono gli atletisti con Cabangu che fallisce la palla del vantaggio sparando addosso a un difensore biancazzurro. E un giro di orologio dopo, al 47° la palla a rete stavolta per il Santa Croce con Camarà che di testa fallisce da pochi passi la rete del vantaggio. Nella ripresa è il Santa Croce ad avere subito un'occasionissima al 3° minuto con Elton che su un cross di Camarà si trova davanti al portiere avversario, ma il suo tiro è ribattuto dall'estremo difensore ospite. Al 7° minuto una punizione dell'Atletico Catania con la cognata para Brunetti in corner. Al 25° un'altra punizione a far impaurire il Santa Croce con la cognata, ma questa volta il tiro è centrale e para bene Brunetti. Al 27° si fa vivo di nuovo in avanti il Santa Croce con Elton, ma il tiro è ampiamente alto sopra la traversa. Al 43° un corner dell'Atletico Catania mette paura al Santa Croce con la palla che balla in aria e non viene toccata da nessun attaccante ospite. Al 43° l'occasionissima per il Santa Croce con Bruno Bryan che si accentra e tira un rigore in movimento, ma la palla esce fuori di poco. Finisce 0-0 la contesa fra l'Atletico e il Santa Croce, un punto per parte che accontenta solo gli ospiti, con il Santa Croce che ancora annaspa fra le mura amiche e non trova né vittoria né gol.